Quello è tuo comunque, calendario. Ma guarda che no, ma devo venire a prenderlo io, lassù. Ah no, te lo do in anteprima. No, no, te lo compro. Vengo su con un coso, con Christian. Oh, intanto te lo tieni. Roba di là. Val Venezia. Sì, là c'era tanto di quell'evento, ho detto no, no. Non l'ho neanche tirato su. Allora sabato prossimo fai Il 25 tra due, sì, il 25, 2 settimane. 2 settimane. No, no, veniamo su, è di sabato, no? Sì. Ti devo dare anche 2 volantini, se hai tempo e voglia, porta in un bar. Dai, sì, sì, ti faccio, se vuoi ti faccio la storia anche. Lo vuoi? Wow, bello. No, vabbè, stupendo. Dio mio, bellissimo. Rimpiango tanto di non aver portato il teleobiettivo, ma bellissimo. Uno spettacolo, una figata. Quanto mi mancava. Peccato però che non si spinga fin qua al mare, peccato, ma sono veramente strafelice di aver trovato questa situazione. E non era neanche prevista dal meteo, non mettevano nubi basse così, mettevano solo nuvole sparse. Quindi è andata bene, dai. Così almeno ripago quando sono andato sul montaggio che ero dentro le nuvole per 3 ore. E lì non ho più visto niente. Vi mando adesso una foto per vedere com'ero quella volta. Boh, ci vediamo tra poco con timelapse e quando sorgerà il sole. E al pomeriggio, vi anticipo già adesso, mi incontrerò con un mio amico, Diga Klimber, si chiama, il giovanotto qua, e andremo sul monte Tinisa, perché in teoria hanno messo nubi basse con schiarite a Sauris, a Forni Sopra e a Sappada. Dato che Sappada comunque è umidità di fondovalle e sta poco a diradarsi, qua giù ho visto che il mare di nuvole rimane soprattutto in pianura, quindi è probabile che adesso si diradi durante la giornata e la sera, quando hanno messo nubi basse, ritorni in dentro e si riformi.
Ecco, lo spot di stamattina, io mi ero messo in quel cocuzzolo qui sopra, sono venuto qui, salito qui sopra questo sperone di roccia. Ma che bello qua, bellissimo. Bene, stiamo arrivando alla macchina, ancora 20 minuti, beviamo qualcosa al volo, ci salutiamo, io rinchiudo la tenda e vado a casa, anzi prima devo fare un po' di volantinaggio per l'evento che vi mostro adesso qua in sovrimpressione, che farò una serata presentazione a Piano Arta, mi hanno gentilmente invitato per presentare il mio lavoro di fotografo e quindi vado a fare un po' di volantinaggio dato che sono di strada. Per ora le nuvole rimangono a quota 1600 più o meno. Il Tinisa, la cima a est, è comunque 2080 se non sbaglio. E lo stesso, ripeto, è un rischio, perché il mare autunnale con i forti sbalzi di temperatura tra notte e giorno sta poco a diradarsi. Ma staremo a vedere cosa succederà al tramonto. Intanto ci vediamo dopo in macchina con Diga. Una bellissima robetta, si può dire. Ma une robe. Ma bellissimo proprio. Adesso si è riempito letteralmente tutto quanto di mare di nuvole. È venuto fuori una luce anche spettacolare, non so neanche io come trovare le parole. Comunque vi lascio al filmato, non sto a parlare che lo rovino, se no. Io sono qua e per fare questa foto che vi mando la macchina l'ho messa qua giù.
piano qua. Concludo adesso il video di queste due vette, è stata una giornata veramente top, nulla da dire. Diga tu? Ehi là, è grande. Bene, noi ci vediamo alla prossima uscita, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento e condividete sui social. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!